Siamo partiti col giasso, aspettiamo ancora il sole e orinegamo ai cani, ma il canno magna il cane. Siamo fiori de fiori de fiori, siamo fiori de troie, non ne saprà mai. Andiamo. Microfono 1 e anche microfono 2 oggi, Andrea, perché siamo in 2, anzi siamo in 3 perché il microfono 3 non c'è, no? Buongiorno, buon pomeriggio, Sammy Varin, Potere al Popolo in versione del venerdì si infiamma di emozioni perché il venerdì dalle 13 alle 13:30 c'è anche la musica indipendente e oggi che musica! Abbiamo aspettato tutta la settimana per averlo ospite, ma ne ha portato un altro ancora piuttosto. Cominciamo da lui. Con noi, l'ultimo crooner della canzone romantica. Ormai ti chiamo sempre così. Non smetto perché è vero, signori. È Pino D'isola! Grazie. Esageri sempre, però, No, però quando questo ultimo mi dà un po' la forza di continuare, prima di tutto, perché se dici che è l'ultimo, se vado via io, a chi diciamo più? È proprio quello che a chi diciamo? Invece devo resistere il più possibile, perché devo dire, sono sempre io l'ultimo. E resiste alla grande, ragazzi, perché Grazie. con la scusa che sai, io sono in pensione, eccetera, lavora più di prima. E la sua pensione la fa lavorando, ecco, studiando una nuova canzone, migliorando, producendo, e ci sono novità pazzesche. Sì. E di fianco, a proposito di novità, lo annunci tu o lo annuncio io? Signori, Valentino Mancino! Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutto il pubblico della radio. Senti, ma come l'annunciamo? Come sottotitolo? Valentino Mancino? E allora, questo lo faccio io. Cantante, musicista, orchestrale, grandi orchestre, e che tra l'altro è il mio produttore discografico degli ultimi miei 2 lavori, e adesso abbiamo in programma entro la fine del mese di giugno, che verrà fuori il libro sulla mia vita, che vi faremo sapere, magari lo portiamo qua in anteprima, la mia vita tra le note musicali. Ancora il titolo non l'abbiamo trovato. Una sua biografia. Ecco. Ragazzi, io adesso non vorrei, perché sai qual è il problema, Pino D'isola? Che oggigiorno i libri li fanno tutti. E non è giusta questa cosa, perché quando poi esce un libro che va veramente preso in considerazione, il libro di Pino D'isola, Una vita nella musica, ma attenzione, questo non è che fa rap, uno magari si aspetta, è il solito, è arrivato tardi a fare rap. Questo fa la vera musica, quando si parla d'amore, di emozioni, il mondo del night, dello swing, quella roba che non trovate più da nessuna parte. Ma tu lo sai che è uscito un docufilm su proprio i night? Tu lo sai? E lo salutiamo, il nostro regista, il Claudio Bernieri. È su YouTube. Ci sono 2 versioni, una intera che fa parte anche Valentino, perché lui i night di Milano come me, anzi forse infatti sei vestito per andare al night, me lo dovevi dire, che mi mettevo anch'io in giacca e cravatta. Niente, la mia vita prima di artistica è passata per tanti anni, diciamo, sono un vecchio topo del nightclub. Ecco. Ho passato tanti anni, tanta musica, tanta vita, e negli anni famosi, quando i nightclub avevano una determinata importanza. Ecco. Solo l'eleganza che ti fa, le canzoni. Ricordi incredibili che noi, tra virgolette, più giovani non sempre abbiamo vissuto, perché magari siamo entrati di straforo quando non si poteva, eccetera. Senti, lanciamo subito un pezzo. Io c'ho questo. Allora, come si chiama questo qua? Basta l'amore. Basta l'amore, sì, diciamo che Basta l'amore è uno delle ultime mio disco,
che, se mi permette, voglio dire due cose. Certo. Lo diciamo alla fine, vogliamo fare suspense? Perché e allora io lo mando. Mandalo, ecco. Io lo mando. Se siete in TV, chiaramente canale 252 del televisore, oltre guardate a vederlo, questo video, per favore, è molto importante. È da guardare. Signori, basta l'amore, musica indipendente, quella vera, quella cantata col cuore. Dolce magica per me, io non l'ho incontrata mai nella mia vita. Cosa stai dicendo, dai? Tu mi fai arrossire, sai, ma ogni volta che ti guardo che batti cuore. Dolce amore, resta qui e balliamo ancora un po'. Fammi entrare nel tuo cuore, non dir di no. Basta l'amore e tutto cambia nella mia vita. Un piano morire il cielo e non sai perché. Un sole caldo ti salta il cuore anche quando piove. E non ti accorgi che il mondo vuole sotto a te. Che solitudine amore, però se ti il cuore mio l'ho lasciato, amore, nelle tue mani. Basta l'amore, la vita insieme, ogni giorno fare qualcosa in più. Basta l'amore che mi dai tu. Basta l'amore, tutto cambia nella tua vita. Musica introvabile, signori, non si trova facilmente, ma qui è come fare la spesa del contadino, ve lo dico sempre, bisogna andare a cercare questi artisti e in questo caso, signori, la sorpresa incredibile, Cocchi Mazzetti e Pino D'Isola. Allora, questo è un omaggio che ho voluto fare, Valentino. L'ho fatto per te. Ringrazio molto. Ho lavorato per te oggi. Ti ringrazio molto, sono molto colpito da questa cosa. Guarda, lui lo sa, ci ho scritto e deve essere perché dobbiamo ricordare questa grande artista che la televisione si è dimenticata, diciamolo in questo momento. La però televisione faremo si è di tutto. dimenticata, ha avuto poca occasione di promozione anche negli ultimi tempi, per cui però adesso faremo qualcosa di grande, riprenderemo il terreno. Io sarò con te in tutte riprenderemo il terreno che abbiamo perso. Attenzione, riprenderemo anche noi di Radio Libertà. Noi non abbiamo mai perso il ricordo e soprattutto la musica di Cocchi Mazzetti, perché fa parte del nostro DNA e del vostro DNA di ascoltatori più attenti, disattenti alla musica di oggi piuttosto, ma attenti alla musica di qualità. È chiaro che
queste cose poi vanno mandate anche verso i posteri e penso che sia cultura importante. E per questo voglio far dire due parole a Valentino, che coinvolgeremo certamente la nostra edizione, la nostra produttrice. Diciamo il nome, perché la signora Mariella Restuccia, ecco, di Musitalia, la titolare di Musitalia, praticamente. Che faremo un grande evento. Ci sono tante cose vi faremo sapere, in programma da realizzare. È chiaro che noi vi mettiamo la curiosità, poi ascoltatori vi dovete fare avanti, ricercare questi artisti: Pino D'Isola, Valentino Mancino. A proposito di Valentino Mancino, ho qui due canzoni, perché giustamente Valentino ha un qualcosa di importante da far ascoltare: la sua produzione, la sua carriera, la sua professionalità, italiano e anche dialetto, lingua milanese. Cosa mettiamo prima? Mettiamo questa canzone italiana, che fa parte dell'ultimo lavoro pubblicato da Musitalia, con la produzione di Mariella Restuccia. Ci sono diverse tutte canzoni italiane, e la prima è che dà il titolo all'LP, da Strade Bianche. Strade Bianche, signori, musica indipendente di grande qualità. Valentino Mancino, dal mio computer. Musica indipendente di gran classe, di gran qualità, ricordi, non lo so, come vogliamo raccontare, Valentino Mancino, questo album? Sono la continuità della mia attività per scrivere musica, di autore, perché io, malgrado la mia età, insomma, scrivo canzoni da quando avevo 18 anni, quindi sono passati tantissimi anni. Ti dico che è una roba proprio storica, davvero. Ho messo a frutto tutte le mie esperienze, ho avuto dei collaboratori a fianco nella realizzazione, il maestro Giancarlo De Giorgio, arrangiatore, tante cose. E niente, questo è il risultato di tanti anni di esperienza di questo lavoro in italiano. Poi dopo, più avanti, vi spiegherò come sono arrivato a scrivere le canzoni in milanese.
Chiaramente, signori, come vi dicevo prima, noi vi mettiamo la curiosità, ma poi questi sono artisti da cercare. In questo caso c'è la rete, c'è internet, Pino d'Isola, Valentino Mancino, ma poi Valentino ci ricorderai anche dove poter trovare i tuoi CD, dove poterli richiedere, perché c'è gente come il sottoscritto che va ancora a CD e io sono per le tradizioni. Sugli store digitali, ormai, anche noi siamo avanti. Allora, Pino d'Isola, c'ho un altro pezzo qua. Questo pezzo qua ho fatto ascoltare la musica, guarda caso, non era programmato. Oggi, scherzando, ridendo, c'è Valentino qua. Ho scritto una musica e l'ho passata a Valentino e lui ha scritto il testo. Sognando Varadero, vogliamo mandare tutti gli italiani Varadero a Cuba. A Cuba, vogliamo mandarla a Cuba, anche il suono è molto cubano, la musica è mia, il testo, guarda caso, è del grande Valentino Mancino. Eccolo qua. Monte Varadero, ti voglio se la canta, se la canta e se la suona. Pino d'Isola, Valentino Mancino. Sognando. Quando fai una squadra, quando ci si guarda negli occhi, dice dai, la facciamo la canzone. Sì. Beh, viene naturale. È naturale, quando c'è un bel punto di intesa scappano queste cose. E fanno ballare in questo caso anche su Antenna 3 a Sota al Celdu Lombardia. Sognando Varadero. Ricordiamo dove troviamo Pino d'Isola. Dov'è che lo troviamo Pino d'Isola? Basta scrivere Pino d'Isola su YouTube e salti fuori, ma sugli store digitali e dovete dirlo a vostro figlio, a vostro nipote, se siete anziani, non siete capaci, non volete imparare, se volete divertirvi, guarda come si diverte la gente con la nostra musica su internet. Tutto quanto vi interessa. Bene. Mandiamo qualcosa in lingua adesso del Valentino Mancino, dai, abbiamo questo pezzo in milanese. Volevo spiegare solo un particolare. Io sono tanti anni che scrivo canzoni, ho avuto delle esperienze, Festival di Sanremo con Rosanna Fratello, Rietta Berti, Little Tony e compagnia bella. Però un bel momento qualche collega, il mio arrangiatore, tanti anni fa, mi fece una proposta. Abbiamo in mente di realizzare qualche cosa in dialetto milanese, in particolarmente pensavano alle canzoni dei Beatles. Sei in grado di farlo? Ma io ci ho provato, ho fatto qualche traduzione, cioè qualche su canzoni famose, e ho fatto dei testi in milanese.
Sto inquadrando i CD di questo progetto. Poi ho fatto ascoltare, abbiamo fatto qualche provino. Di questo progetto non è andato in porto niente, però mi è venuta la curiosità di scrivere in dialetto, fare delle canzoni in dialetto milanese. E allora col tempo ho partecipato al primo festival Danzi per me, perché era già... e da lì sono partito, ho continuato a fare produzioni di queste canzoni qua, e ho realizzato diversi album con queste canzoni. Dopo ha preso tutto in blocco, tutta la mia produzione l'ha presa la Musitalia, e ha fatto dai miei album ha fatto questi due, certo, praticamente ha fatto questi due riassunti del mio lavoro. E questa è roba, signori, che dovete ricercare sul sito, cercando Valentino Mancino. Però, sicuramente una delle canzoni che tengo di più a far ascoltare in dialetto milanese è questa qua, Mecar Milan, scritta con il grande Aurelio Barzaghi, grande interprete, un amico. Interprete, musicista e soprattutto un bravo poeta. paroliere. C'è un bel testo molto affascinante per la mia città, e io ho cercato di interpretarla al meglio. La musica è mia, il testo è di Barzaghi. Signori, mandando questo pezzo io ringrazio davvero Valentino Mancino, Pino d'Isola. Questo è un assaggio della vostra musica, ma ascoltatori, siete voi ora che dovete ricercarla. La cosa prima è su YouTube, scrivete Pino d'Isola, di apostrofo Isola, oppure Valentino Mancino. Questo è il primo passo. Poi naturalmente sui siti, sugli store digitali, richiedendo anche il CD e aspettando che ritorni Pino d'Isola, perché è in preparazione. È già libro, tutto di ragazzi, più. Un libro addirittura è possibile, se facciamo in tempo. Allegato al libro ci sarà un CD con un po' di nostre canzoni, eccetera eccetera. Una sorpresa, questo lo diciamo per la prima volta, va. Pino d'Isola, Valentino Mancino, grazie di tutto a voi. Grazie.
Avete ascoltato Musica Indipendente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Mi spiace se lei non lo ritenesse doveroso. Io sono qua come ministro e come uomo, e l'unica cosa che non accetto, e avendo 2 figli, è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini. Io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo. Io sono stufo dei bambini che muoiono nel mar Mediterraneo, perché qualcuno li illude che in Italia e in Europa ci sia casa e lavoro per tutti. Sono stufo di questi morti di Stato. L'opinione sui migranti e sulla nave Aquarius di un intellettuale di sinistra, Edoardo Albinati, autore con Francesca Daloia di un libro 8 giorni in Niger. Queste le sue parole in occasione della presentazione del libro a Milano il 12 giugno alla libreria Red Feltrinelli di Galleria Vittorio Emanuele. Edoardo Albinati è stato il vincitore del premio Strega 2016 col romanzo La scuola cattolica, pubblicato da Rizzoli. Ha lavorato presso l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati in Afghanistan e ha partecipato a una missione dello stesso UNHCR, l'Ufficio per i rifugiati in Chad. Ha lavorato per Radio 3 Rai alle Olimpiadi di Torino, ha esordito nella rivista Nuovi Argomenti. Dal 94 svolge anche attività di insegnamento all'interno del carcere di Rebibbia. Questa è la sua opinione sulla nave Aquarius. Io stesso, devo dire, con Realpolitik, di cui mi sono anche vergognato, ieri ho desiderato che morisse qualcuno sulla nave Aquarius. Ho detto, adesso se muore un bambino, io voglio vedere che cosa succede del nostro governo. Un intellettuale di sinistra, Edoardo Albinati, autore con Francesca Daloia di un libro 8 giorni in Niger. E l'unica cosa che non accetto, e avendo 2 figli, è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini. Io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo. Il buono è il cattivo. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 12 alle 13. Che giorno è? Con Pierluigi Pellegrin. Ed è tutto magna magna con Sammy Varin. Brutto non ascoltarli. Va ora in onda Potere al Popolo. Qui Parlamento. Ma certo, è così la nostra radio. La nostra radio vi propone musica jazz, swing. Abbiamo avuto un ospite, anzi 2, veramente prestigiosi per la musica indipendente, Pino D'Isola e Valentino Mancino, con musica anche in lingua lombarda. E poi il collegamento con la realtà, signori, senza passare da siti internet, da colleghi giornalisti, da radio, televisioni. No, andiamo direttamente alla fonte. Che cosa succede in Parlamento? Fatemela salutare, gentilissima, anche oggi con noi, la senatrice Erika Stefani. Ciao! Ciao, buonasera a tutti, ciao, un piacere sempre. È un piacere naturalmente, ecco. Così come ringrazio tutti i gruppi Lega, sia al Senato che alla Camera, sia quelli regionali, con cui ci colleghiamo quotidianamente per parlare di territorio, per parlare di cosa succede e naturalmente avvicinandosi le forti emozioni delle elezioni la prossima settimana, tutto è ancora più amplificato. Senti, prima di tutto, lo sai, è un nostro chiodo fisso, siamo nati come Radio Padania Libera, l'autonomia in aula l'11 di giugno
abbiamo visto ancora una volta tensioni, l'altro giorno quasi si arrivava alle mani. A che punto siamo? E come possiamo rincuorare i nostri ascoltatori? E sto parlando naturalmente di voi veneti e di noi lombardi, che il referendum sull'autonomia l'abbiamo davvero firmato e che ha vinto. Ora, la rissa e gli attacchi quasi, i passaggi quasi alle mani non sono stati sul tema dell'autonomia, sono stati sul tema del premierato. Ora, se un po' da parte di qualcuno, soprattutto anche al di fuori dell'aula, ha un po' ostracizzato, no? Questa immagine del regionalismo differenziato, quasi la vecchia secessione di ricchi, quella che dovrebbe affamare i popoli del sud. Ciò che invece, credetemi, non occorre che lo dica io, basta soltanto leggersi bene la norma per capire che il regionalismo differenziato non è che va a affamare dei popoli, dà la possibilità ad alcune regioni effettivamente di lavorare di più, di lavorare meglio e con questo trainare non solo la propria regione, il proprio popolo, ma di trainare tutta l'Italia. Mentre sul tema del premierato effettivamente c'è stato uno scontro soprattutto tra Fratelli d'Italia e l'opposizione, perché ovviamente i temi sono delicati, sono molto anche ideologici e nascono anche da una contrapposizione forse più risalente. Una contrapposizione dove la Lega è esterna, perché la Lega è un movimento che ha sempre difeso i popoli, difeso i territori, e non ha mai fatto insomma la grande ideologia dello Stato, no? Cioè, salvo non contestare, come l'abbiamo sempre detto molto, che una centralizzazione eccessiva di uno Stato non può che provocare danno. E io ve lo dico da ex ministro. Io sono stata seduta nel Consiglio di Ministri, ho visto che cosa significa un ministero. Il ministero, qualsiasi procedura all'interno del ministero è veramente molto più complicata e articolata rispetto a quello che può fare una regione. Faccio un esempio. Dal momento in cui abbiamo deciso uno stanziamento di denari per le persone con disabilità, quindi anche con un valore etico anche superiore, no, per certi versi, senza nulla togliere veramente quelli che possono essere gli altri interessi, che possono esserci, che sono assolutamente meritevoli. Ma da quando l'abbiamo previsto dentro il bilancio, il momento in cui è arrivato, no, dico nelle tasche della gente, ma come quando è arrivato alle regioni, è già passato un anno. Cioè, è incredibili i passaggi. E in questi passaggi, io mi metto mi spoglio delle vesti del ministro, mi metto in quelle del cittadino, e il cittadino dice, ma chi è che non l'ha voluta? Chi è che l'ha impedita? Chi è che ha creato un problema? Come si chiama quella persona? Tu non la individuerai mai. Perché il corridoio ministeriale è fatto da troppi soggetti. Il direttore, il funzionario prima faccia, seconda faccia, il dirigente di prima, il dirigente di seconda, e la ragioneria di Stato, e il segretario generale. Ragazzi, non è facile. Quando noi invece attribuiamo una competenza a una regione e diciamo che quel fondo deve essere ripartito da quella regione lì e lo deve fare con dei criteri e questa regione decide di farlo, e chiaramente è molto più facile identificare chi sta facendo e chi non sta facendo, e questo ovviamente nell'ottica del cittadino. Comunque noi adesso siamo arrivati praticamente all'arrivo, perché nel momento in cui sarà approvata alla Camera, non essendo una legge costituzionale come invece il premierato, che necessita che sia approvata nella stessa forma almeno 3 volte, diventa legge. Nel momento in cui diventa legge abbiamo sciolto quel nodo principale che aveva creato anche a me come ministro agli affari regionali nel 2018 il grosso impedimento, cioè come devono essere ripartiti i denari. Al di là, allora adesso abbiamo messo il meccanismo, abbiamo stabilito le regole, adesso entreranno le definizioni, cioè come dire, io ho bisogno di un cappotto, ho bisogno di un paio di pantaloni, ho bisogno di una camicia, ho bisogno di un abito lungo. Adesso entriamo a prendere le misure e decidiamo quello sarà il vestito confezionato su quella regione. Quindi penso che veramente sia un passaggio importante. Poi, siccome ho visto anche qua in Veneto che qualcuno comincia a dire è merito nostro, no, è merito nostro, siamo noi padri. Credetemi, gli unici veri che hanno sostenuto fin dall'inizio, che hanno battagliato durante il lavoro e che arriveremo alla fine a dire è merito nostro, è solo la Lega. Che nessuno si intesti
una battaglia o un risultato che non è loro. È chiaro che occorrono i voti di tutti, ma se non c'era la Lega a chiederlo e volerlo, questo passaggio non ci sarebbe mai stato. Senatrice Erika Stefani, io ti ringrazio di questa bellissima fotografia che hai fatto parlando in termini chiari. Si supera davvero la burocrazia, tutti questi personaggi che ci hai nominato, facendo l'esempio del Senato, ma in piccolo poi è la nostra vita quotidiana, da qualunque parte andiamo. La domanda che facciamo fa un giro di uffici, ecco, cerchiamo di ridurla questa burocrazia, non riusciremo mai a farne a meno, anche perché dobbiamo anche ricordarlo sinceramente con il cuore in mano che dietro ogni burocrazia c'è una persona, c'è una famiglia, c'è gente che ci vive, ecco, quindi nel bene o nel male, e non è che possiamo dire bene, da oggi tutti a casa, però si può sfoltire questa cosa, si può fare in modo che una cosa passi più velocemente, semplicemente non facendo un giro di centinaia, migliaia di chilometri. Parlo naturalmente di Roma, che ben poco sa rispetto al paesino della Lombardia, del Veneto o della Sicilia, e non c'è bisogno di fare quel giro così lungo di persone, di domande, di richieste, quando possiamo farlo direttamente dalla città capoluogo di regione. Qua ci fermiamo. Posso ringraziarti, senatrice, e chiaramente augurandoti buon lavoro. Siamo qui dita incrociate per l'autonomia, per le prossime elezioni, ma soprattutto per il bene dei cittadini. Questa è la cosa più importante. Soprattutto quello deve essere veramente l'unico obiettivo vero che dobbiamo porci tutti noi, e la Lega lo sta facendo da anni, e siamo gli unici che hanno messo nella propria agenda prima i cittadini e le esigenze anche delle persone prima di tutto il resto. Grazie Erika, buon lavoro. Grazie a voi tutti, ciao, arrivederci. Qui Parlamento.
Questo è puro divertimento con Pino D'Isola. Ci è venuto a trovare quest'oggi nei nostri studi. Se ve lo siete perso, ritrovate tutto quanto tranquillamente su YouTube o su Facebook. Basta cercare Radio Libertà e in questo caso L'amore come un jazz. Pino D'Isola, e grazie naturalmente al produttore Valentino Mancino, anche lui artista che ha fatto una bellissima sorpresa nei nostri studi. 13:48, buon pomeriggio, Sammy Varin, Potere al popolo. Io sono già contento perché oltre alla musica di Pino D'Isola che ci ha rincuorato la senatrice Stefani. Avete sentito? 11 di giugno, autonomia, punto, finita, ce l'abbiamo. A quel punto ogni regione può tranquillamente fare le richieste delle materie di cui vuole occuparsi. Io sono contento fino a Pasqua dell'anno prossimo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Non è vero, non sono per niente contento perché ci sono ancora le elezioni, 8 e 9 giugno, ero dimenticato per un attimo, è vero, però ci sono buone notizie, insomma, pare che il centrodestra, la Lega stiano andando molto molto bene. Ci sono zone in cui non ci sarà proprio storia, tipo ad esempio in Piemonte, in queste settimane, in questi mesi abbiamo parlato anche di tante realtà locali. Ci saranno sorprese pazzesche, cioè tipo io l'altro giorno ho intervistato un rappresentante della Lega candidato a Reggio Emilia. Pensa se si vince a Reggio Emilia. Oh, ci pensate sta roba? Chi vuole entrare in diretta con me 0292947222, si ride, si scherza, certo, con Sammy Varin Potere al popolo lo potete fare, lo possiamo fare. Cerchiamo di strapparvi anche un sorriso. Il chiacchiericcio è cosa da donne. Avete sentito l'ultima frase del nostro Papa? Vai, come ci piace. Però ha parlato anche di corruzione in Vaticano, oltre che di frociaggine, of course. E tutti argomenti che poi tengo per lunedì pomeriggio, che torna Laura Ravetto, deputata della Lega. Mi diverto un fracco a fargli queste domande. Sala, salutiamo chiaramente il sindaco di Milano che vuole tutta la città di Milano al Gay Pride. I nonni devono portare i loro nipotini a veder sfilare gay, lesbiche e vari diversamente sessuati. Niente patrocinio da Regione Lombardia. E qualcuno si è anche arrabbiato, dico, ma come? Ma perché? Io sto sempre aspettando la statua della donna che allatta. Che fine ha fatto? Sfilano i gay, li vuoi metterli la statua, come per dire, voi non potete ancora allattare, tra poco chi lo sa. Ma è questa Europa che sta sempre più virando verso la pedofilia legale. Avete sentito questa cosa? Se il bimbo acconsente non c'è violenza, scrivono in Spagna, mentre la Germania depenalizza il possesso di film porno con minori. È chiaro, non vogliamo riprendere le parole di Bergoglio sulla frociaggine, però la paura c'è. Noi genitori che lasciamo i nostri figli in oratorio, la prossima settimana finisce la scuola, e quanti di voi hanno iscritto i propri figli in oratorio? Sai, qualche dubbiettino viene, sì, sei un fifone, Sammy, ma ci mancherebbe, qualche dubbiettino viene. Appuntamenti da non scordare targati Lega, il chiaro. Il più bello è questo, riprendiamolo Carnelli, l'incontro con il ministro Roberto Calderoli e Riccardo Molinari questa sera a Saluzzo, signori, autonomia differenziata, siamo in Piemonte, ore 18, Hotel Calissano, poi la presentazione dei candidati della Lega alle 21 ad Alba, presso Interno 2. Siamo in provincia di Cuneo, ma soprattutto, signori, in Piemonte è un momento importante perché si vota in tanti comuni, nella regione e in più per l'Europa. E dici davvero niente. Tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega, certamente è quello di questo weekend, e di questo sabato in modo particolare da non mancare, perché ci saranno i big della Lega a Milano domani, sabato 1 giugno alle ore 15 in Piazza Duomo. Ci sarà il mondo, anche molta curiosità, perché ok, c'è il nostro leader Matteo Salvini, ma c'è anche il generale Vannacci.
E dici niente, per la prima volta su un palco gigantesco in Piazza Duomo, Salvini e Vannacci, oltre ai vari rappresentanti della Lega candidati in Europarlamento e non soltanto. Quindi un'occasione bellissima per fare il tifo alla Lega, con la Lega delle origini, con la Lega del futuro. Appuntamento che poi si ripete a Roma il 6 giugno alle ore 18 in Piazza Santi Apostoli. Salvini e Vannacci, roba davvero da non perdere. Se poi abitate a Bari, ricordiamolo, il nostro capitano Matteo Salvini sarà il 3 giugno alle 18:30 in Piazza Diaz. Queste sono le chiusure delle campagne elettorali, che comunque proseguono fino a venerdì prossimo, quando ci si ferma finalmente. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, ciao Sammy. Ciao. Sono Antonio. Ciao Antonio. Ciao. Volevo dire soltanto, hai solo sentito le due notizie che hai dato, quella là sulle cose sporche, io non le pronuncio perché mi danno fastidio soltanto a pronunciarle. Niente, volevo dire, penso che gli dovrebbero far conoscere un po' di natura ai bimbi, qualcosa, un pochettino portarli nelle colline, nelle montagne, nelle fattorie, un po' fargli conoscere qualcosa di interessante, che prendano le ali per il loro futuro e basta, io penso, ma quelle cose là per me è una cosa, mi fa raccapricciare. Bravo, ti ringrazio, hai detto una cosa importantissima, fateli conoscere le colline, le montagne, la natura e non il gay pride. Fagli vedere questa foto, guardalo qua, chiaramente così l'ha dipinto il quotidiano Il Giornale, il sindaco di Milano Sala vuole tutta la città al gay pride, i nonni portino i bimbi nelle piazze. Signori, è vero, l'ha detto lui, perché bisogna far conoscere ai bambini questa realtà. È chiaro che devono avere rispetto per tutti quanti, per chi ha altri gusti sessuali, per chi è un po' ciccione come Sammy Varin, pure pelato, che sfiga, e per chi è disabile. No, i disabili no, non li citano mai li citano, solo la Lega ha voluto un ministero per la disabilità, ha candidati disabili per l'Europarlamento. Bisogna avere coraggio di questi tempi, sì, candidati gay va bene, ma disabili no. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Chi ti parla è un credente non osservante. Io non vado a messa, non frequento le chiese, eccetera, però credo. Allora, quello che sta accadendo fa tutto sempre parte del nuovo ordine mondiale, tanto che piace tanto alla gente che piace. Il nuovo ordine mondiale non è soltanto l'ordine politico, è anche l'ordine sociale. Ricordiamoci, visto che si parla di diritti dell'uomo, no? Che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è stata creata dai paesi occidentali, che generalmente sono di fede cristiana, non dico cattolica, cristiana, perché c'è dentro il cristianesimo, l'anglicanesimo, il calvinismo, eccetera. Comunque i paesi che fino a qualche decennio fa, fino a 50 anni fa, se non vado errato del 71, si riconoscevano nella croce. Distruggere il cristianesimo vuol dire distruggere i diritti umani, perché la pedofilia, la promiscuità sessuale, quindi andare con uomini, io non ce l'ho con gli omosessuali, ma semplicemente è la religione cristiana che ha definito che la famiglia è composta da un uomo e una donna con dei bambini, ok? Quindi distruggere il cristianesimo vuol dire riportare il mondo a come era prima del cristianesimo. Ricordiamo che i persiani, nella civiltà persiana, greca, c'era la promiscuità sessuale, si andava con maschi e con femminili indifferentemente, e non c'era assolutamente rispetto per i diritti umani, perché quando uno veniva sconfitto in guerra veniva ucciso, o semplicemente, se gli andava bene, diventava schiavo. E secondo me stiamo andando lì. Togliere di mezzo definitivamente la religione cristiana vuol dire riportare l'umanità alle caverne, magari del terzo millennio, magari con lo smartphone, però alle caverne. Ciao Sammy, grazie. Grazie, belle meditazioni, assolutamente no, però ricordiamo anche chi la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
non l'ha mica firmata, perché ne ha fatto un'altra, si è fatto la dichiarazione del popolo islamico. L'Islam non ha aderito alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Chissà come mai, ti viene in mente? Non si sa. Domani, signori, ore 14:30, ascoltatori di questa radio, posizionati, perché c'è il nostro condirettore Giulio Cainarca a condurre, che cosa? A condurvi verso la manifestazione di Milano. Chi ci ascolta da altre zone che non può essere in Piazza Duomo domani alle 15, è chiaro che deve ascoltare Radio Libertà o deve guardare Radio Libertà sul canale 252 del televisore, sui social oppure sul nostro nuovissimo sito più combattivo che mai, radiolibertà.net. Ricordate sta cosa che è una roba storica, Salvini, Vannacci su un palco gigantesco, i rappresentanti della Lega, cioè è irripetibile, vorrei dire. Ancora una chiamata 0292947222. Pronto? No Draghi, no guerra, no Europa, Sammy, sono Nando da Pioltello. All'amico che ha chiamato adesso, a tutti gli ascoltatori, consiglio di andarsi a cercare un libro del teologo evangelico Michael Brown, che in italiano si intitola Lo spirito di Jezebel, però non so se è stato tradotto in italiano o se è uscito solo in inglese. Lo spirito di Jezebel di Michael Brown parla proprio dell'ideologia woke del nuovo ordine mondiale. Però io ho un problema, Sammy. Vorrei che tu mi dassi una mano a risolverlo. Io ho deciso chi dare le 3 preferenze che mi sono consentite dalla legge, no? Però tutti e 3 i candidati della Lega che voglio votare io hanno il pisello, mentre le leggi liberticide della sinistra sinistrata mi impongono di votare una passerina. Allora cosa devo fare? Devo decidere quale dei 3 piselli tagliare, quale passerina inserire. È un bel problema, no? Vorrei che tu dopo chiedessi alla Ravetto se la Lega può abolire questa legge sinistrata fatta dalla sinistra sinistrata. Grazie. Tra piselli e passerine, signori, ricordate come si fa a votare per l'Europa, ma anche normalmente. Per l'Europa sono 3 le preferenze, deve essere un maschietto, un pisellino, una femminuccia, una passerina, e poi potete scegliere, dici cosa? Il travestito. Che spiritoso Sammy Varin, no! Dopo potete scegliere tranquillamente un altro maschietto, un'altra femminuccia. L'importante è che ci sia varianza di genere nei primi 2, d'accordo? La stessa cosa per le elezioni comunali, ci sono 2 preferenze, se ne mettete 2, maschio e femmina, se ne mettete uno come volete. Poi chiaro, non veniamo sul sesso eccetera, perché le domande poi vengono spontanee. Dici, ma se uno è gay sta tra i maschi o sta tra le femmine? E se uno cambia sesso dalla mattina alla sera e non ce lo dice? Santa polenta. Pronto? Buongiorno Sammy, sono Giorgio dalla provincia di Milano. Poi Giorgio. Volevo fare alcune richieste per quanto riguarda la destra. Di fronte all'aumento dei reati contro la persona, io mi sono, scusate il francesismo, mi sono un po' rotto le balle. Uno va all'ospedale, gli occupano la casa, l'altro scende, non trova più la macchina. Comunque le forze dell'ordine devono sempre rispettare le leggi, giustamente. Però io vorrei che si procedesse non all'abolizione dell'ergastolo, non all'abolizione del 41 bis, e poi un servizio civile o militare per uomini e donne italiani e stranieri, musulmani e cristiani. Poi gli fai un luogo in cui pregare, perché prima o poi bisognerà darglielo, e tutti così partecipano alla costruzione della società. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Bad boys, what you gonna do when they come for you? Bad Boys, un'ultima volta? Gli agenti più amati del cinema sono tornati. Abbiamo 2 sospettati, Laurie e Burnett, armati e pericolosi. Saranno da soli contro tutti. In 5, 4, 3. Bad Boys, Ride or Die, dal 13 giugno al cinema.
Maledetto wifi, ma perché non va? Che succede se si perde la connessione? Mi presti l'hotspot, ti prego, una questione urgente. Mi lasci il tuo numero. L'amore ti trova ovunque tu vada. Assurdo, i nostri telefoni continuano a collegarsi. Ma dargli una possibilità? Francesco Arca, Denise Tampucci. Hotspot. Amore senza rete. Dal 6 giugno al cinema. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Mi piace questa musica, lo so, è nel nostro target, ma soprattutto è musica che fa pensare, in questo caso è il canto degli italiani, signori. Fratelli d'Italia nella versione di Raffaele Argentieri Junior, l'inno di Mameli, per farci coraggio, certamente per ricordare che questa domenica 2 giugno è anche la festa della Repubblica, ma soprattutto per creare una certa coesione, e devo dire l'inno di Mameli non ce la fa, almeno per il sottoscritto. Questa versione secondo me è molto più empatica. Bravo Raffaele Argentieri Junior, lo seguiamo da mesi ormai, e questo pianista per diletto che sta avendo un successo incredibile sui social. Cercatelo, questo inno di Mameli, il canto degli italiani, Raffaele Argentieri Junior. 7 minuti dopo le 2 del pomeriggio, buongiorno anche a chi ci ascolta all'alba, lo 0292947222, il centralone di Radio Libertà con Sammy Varin, anche tramite WhatsApp 340 6709 659.
Gli appuntamenti sul territorio, in questi giorni ne mancano pochissimi alle elezioni. Ricordo che domani sabato 1° giugno dalle 9:30 alle 12:30 c'è un gazebo della Lega anche ad Arcore, a 2 passi da Monza, Bernate, via Perugino, angolo via Fumagalli. Bella idea parlare di politica, fare la tessera della Lega, 9:30, 12:30 in quelle di Arcore. Ma a proposito di appuntamenti da non scordare, devo ricordare se vai a pensare sempre male. No, perché si mangia, sì, scusami, c'è la risottata a San Genesio Uniti Pavia, sabato 1° giugno, ore 19:30. E uno ci fa anche un girettino perché c'è la buona politica, ma anche perché si mangia. E poi c'è un'altra pasta, salamelle, bevande per tutti, domenica 2 giugno alle 17:30, Bocciofila Caccialanza, via Padova 91 Milano. Non vi dico con chi, ma se ci guardate sul 252 avete capito. Dai, scusa, però, ma tu pensi solo a mangiare. Chi c'è? Lisetta? C'è Lisetta, pronto? Sì. Ciao. Buongiorno signor Fermi, oggi sono in ritardo. Vai. Allora, vi devo dire una notizia di medicina oggi, visto che se ne parla poco alla nostra radio. Sì. Allora, ok dell'EMA, signor Semmi, cioè diventa realtà la prima insulina settimanale, naturalmente per chi c'ha il diabete. L'Agenzia Europea del Farmaco ha detto sì alla commercializzazione, ora tocca all'AIFA, una rivoluzione per il diabete, come ho detto prima. Questo farmaco, signor Semmi, introduce anche un nuovo concetto di libertà per il paziente. Tutto qua. Tanto per aggiornarci. Okay. La saluto e arrivederci. E ti ringrazio davvero, siete voi ascoltatori che ci date gli aggiornamenti più interessanti, ma il venerdì a quest'ora riavvolgiamo il nastro della settimana grazie alla commentatrice che leggete anche su internet su leggifuoco.it, in versione cartacea si chiama Fuoco. L'ascoltate il lunedì a mezzogiorno con Pierluigi Pellegrin a parlare di calcio e di sport. È con noi Chiara Soldani, ciao! Ciao Sammy, ben trovato, un saluto a tutti. E grazie per essere con noi e vediamo dove ci porti. Enrico Ruggeri, un uomo libero, Dante Alighieri, il poeta censurato, ma c'è anche la truffa della gravidanza per spillarvi denaro, la regione Puglia che obbliga gli studenti a vaccinarsi o niente scuola, tutte cosettine belle che magari non avete mica sentito sul telegiornale, ma che avvengono e ve le diciamo noi di Radio Libertà e ve lo dice il nostro sito radiolibertà.net, ma soprattutto ve lo dice Chiara Soldani. A te. Grazie Sammy, come giustamente ricordava la nostra ascoltatrice è molto importante parlare di medicina, essere sempre aggiornati. In realtà noi soprattutto sul fronte vaccini con tutte le conseguenze del caso abbiamo sempre parlato in questi anni, caro Sammy, e le censure devo dire parlano molto chiaro e in realtà parlano per noi con i vari silenzi che ci sono stati imposti, però nonostante questo noi andiamo avanti, ci ribelliamo ovviamente, quindi cerchiamo sempre di fare chiarezza su questo fronte che è fortemente nebuloso e continua ad esserlo perché dalla Puglia, dalla cara Puglia di Emiliano ci arrivano altri aggiornamenti. Proprio stamattina leggevo un articolo molto interessante sulla Verità nel quale si veniva un po' aggiornati proprio sul fronte restrizioni negli accessi agli ospedali, negli accessi alle corsie, proprio in virtù del fatto che senza la famosa quarta dose anti-Covid ormai pare che non sia possibile più sostanzialmente né vivere né lavorare, quantomeno in Puglia, visto che Emiliano ha questa fissa con un po' diciamo una reminiscenza del passato. Però ci arrivano anche altre notizie, ovviamente andremo ad indagare anche questo fronte vaccini Covid con gli strascichi che ben conosciamo, ma ci sono degli aggiornamenti perché proprio in questi giorni in Puglia si è discusso proprio in regione di imporre nuove restrizioni, in questo caso sempre fronte vaccinazioni per i più piccoli e non solo Covid, in questo caso parliamo della vaccinazione contro il papillomavirus, l'HPV.
obbligatoria, prevede attualmente Regione Puglia, ne stanno discutendo ma pare essere cosa quasi certa perché i voti sono tanti, i numeri purtroppo parlano chiaro, obbligatoria a scuola e in università, quindi sia per i più piccoli che per gli studenti più grandi. È stata aperta un'istruttoria tra l'altro dal garante della privacy proprio per la gestione dei dati che è molto sospetta e anche perché evidentemente pare essere una mossa non correttissima e non adamantina, diciamo così, anche se Emiliano, lo sappiamo bene, ci ha abituati insomma a queste manovre piuttosto losche e molto poco chiare. La vaccinazione sarebbe prevista nella fascia di età 11-25 anni, con una presentazione obbligatoria per accedere a scuola o all'università del certificato di vaccinazione, quindi un po' come il Green Pass sostanzialmente. Sarebbe previsto quindi l'obbligo per gli studenti delle medie, delle superiori e gli universitari. La proposta di legge è stata approvata all'unanimità il 21 maggio dal Consiglio regionale pugliese, quindi insomma diciamo che anche su questo fronte le notizie non sono idilliache. Sono previste oltretutto altre misure per la prevenzione di virus respiratorio sinciziale nei bambini, con somministrazione di anticorpi monoclonali umani approvati dalle autorità regolatorie. Quindi diciamo che in Puglia la gestione della sanità è fortemente discutibile e soprattutto è preoccupante proprio questa ulteriore mossa che riguarda proprio la limitazione anche della libertà di scelta per quanto riguarda i più piccoli, evidentemente delle rispettive famiglie, perché queste imposizioni ulteriori di vaccini assolutamente sono da combattere e da discutere, insomma, quindi staremo a vedere, però insomma è sempre una pentola dove bolle tanta roba in Puglia, soprattutto sul fronte vaccini e sanità, come dicevo poco fa, insomma ne sappiamo qualcosa. Il professore che difende la cultura italiana, allora in questa quasi globale islamizzazione, la quale molti abbassano il capo e fanno sostanzialmente orecchie da mercanti, invece c'è qualcuno che si ribella e fa piacere, Sammy, che sia proprio un professore dell'Università di Pisa. Solitamente sappiamo che i docenti hanno sempre questa tendenza politica ad essere un po' accondiscendenti, a prestare il fianco, no? A questa pluralità che se prevede il rispetto delle culture reciproche ben venga, ovviamente, nessuno deve imporre qualcosa a qualcos'altro, ci si deve rispettare, dovrebbe in teoria essere questa la base per una sana integrazione e invece no, perché è stato censurato anche Dante in nome della cancel culture, perché parrebbe essere offensivo nei confronti dell'Islam, di chiunque voglia professare o intenda professare questa religione, e il professor Alberto Casadei, che è anche facente parte dell'associazione Italianisti, dice: non far leggere Dante è una mancanza di prospettiva storica, quindi niente esenzioni secondo lui nei confronti degli studenti musulmani, perché evidentemente devono studiare la nostra cultura e ovviamente non devono essere esentati dal conoscere quelli che sono un po' i pilastri della cultura italiana, ma direi mondiale, come Dante Alighieri, e dice il Dante, la Divina Commedia, è patrimonio essenziale, quindi basta censure, anche perché la scuola, dice sempre il professor Casadei, dovrebbe insegnare il rispetto di culture diverse, l'approfondimento delle differenze del passato, e quindi ci fa molto piacere dar voce a questa voce fuori dal coro, decisamente controcorrente. Andiamo col turbo, la nuova truffa contro gli uomini, perché giustamente quando ci sono episodi di violenza contro le donne ne parliamo, in realtà dobbiamo parlare della violenza in maniera trasversale, quindi anche perpetrata ai danni degli uomini. Quando si parla della violenza anche psicologica nei confronti degli uomini, tutto tace, perché agli uomini sostanzialmente si può fare di tutto e di più. Questa nuova truffa, che parte sempre più o meno dai social, quindi da un mondo virtuale, però sfocia nel mondo reale, come va a rovinare letteralmente la vita delle persone, non soltanto sotto un profilo psicologico, ma anche insomma sotto un profilo economico. Questa nuova truffa prevede l'estorsione di tanti soldi, soprattutto a professionisti facoltosi, che evidentemente hanno anche la possibilità di sborsare delle cifre importanti. Un sistema molto sofisticato è stato smantellato, costituito da donne brasiliane, insomma un gruppo di brasiliani, ma non soltanto, perché poi c'è sempre lo zampino anche degli italiani, diciamo la verità, insomma di truffe amorose e sentimentali ne abbiamo negli anni sentite tantissime. E questa truffa prevede una finta gravidanza: sono incinta, paga gli alimenti a tuo figlio, insomma mi devi dei soldi perché sono rimasta incinta. Una vera e propria setta costituita, come dicevo, da donne brasiliane, con tanto di falsi test del DNA. Una vittima illustre è stato addirittura un avvocato, quindi insomma una persona che evidentemente ne sa
quindi sono molto abili insomma ad irretire queste vittime facoltose. Nunzio Bevilacqua che dice riti satanici, orge con ragazze, ma soprattutto sono stata vittima di questa truffa perché credevo di essere amato, insomma credevo fortemente nella buona fede di questa persona e invece era tutto un'estorsione. Quindi insomma attenzione, ripeto, badiamo anche alla violenza ai danni degli uomini, visto che ormai insomma sappiamo in nome del patriarcato gli uomini possono subire la qualunque. E infine Enrico Ruggeri, artista straordinario, noi di Fuoco l'abbiamo intervistato a luglio, ripresa la sua intervista dove tocca argomenti sempre molto interessanti di attualità, è uscito il suo libro 40 vite senza fermarmi mai, dove ripercorre i suoi successi e ribadisce ci vuole cultura, gli artisti di oggi non leggono manco un libro. Ai nostri tempi si imparava a suonare gli strumenti, oggi si suona i PC e soprattutto dice l'unica dittatura che conosco, altro che spettri di fascismo o ombre del passato, è quella del lockdown che ricordiamo benissimo, e dice io sono stato penalizzato poiché non di sinistra, quindi non schierato a sinistra, insomma come sempre da delle stilettate chirurgiche e precise al politicamente corretto che lui giustamente detesta da uomo libero e intelligente qual è. Quindi insomma rispolveriamo grandi artisti come Enrico Ruggeri, magari ascoltiamo qualcosina meno della musica mainstream delle varie Elodie, Annalisa e quant'altro, ma non per altro perché davvero c'è una povertà musicale e spirituale veramente imbarazzante. Avete sentito i consigli musicali che vi ha dato la nostra commentatrice Chiara Soldani? È assolutamente da ascoltare perché Ruggeri, ragazzi, e soprattutto i giovani, Sì. è il momento di riscoprirlo, e riscopritelo facendo un giro su leggifuoco.it o acquistando la rivista in edicola Fuoco. Chiara Soldani, sempre grazie naturalmente, ci sentiamo lunedì a mezzogiorno con lo sport. Certo che sì, grazie a te Sammy e ci vediamo lunedì. Ciao. Grazie. Stiamo per dare la linea ai bacchettoni, ma prima attenzione, inshallah, finisci come lui a Piazzale Loreto, la minaccia degli immigrati di seconda generazione a Matteo Salvini. Ma soprattutto, notizia ultim'ora, in Germania, attacco col coltello al raduno di estrema destra. Ci sono parecchi feriti. Attenzione, se non siete con l'Islam, e questi ti fanno fuori e ci mettono veramente poco. E la sinistra si è inventata i partigiani Maranza che minacciano Salvini e noi tutti. Quello che dice Sammy Varin è: vota bene, vota sano, non votare il pakistano. Bella, non è male, me la si è inventata sul momento. Sì, stiamo per collegarci? No, ce l'abbiamo già, signori. Io li chiamo bacchettoni, ma sono quelli che la raccontano giusta. Sul sito informazionecattolica.it trovate le informazioni che non sentite da nessun'altra parte, anche sui social e su Facebook in particolare. Grazie naturalmente per essere tornato anche questa volta con noi, Pietro Licciardi. Ciao! Un saluto a te, caro Sammy, e a tutti i radioresistenti di Radio Libertà. Allora, inizio, guarda un po', con la frase di Papa Francesco sulla frociaggine nei seminari. Come spiega Gianni Toffali, lapsus e gaff sono fenomeni molto comuni che, spiega la psicanalisi, sono forme di espressione indiretta dell'inconscio. Appare dunque lapalissiano per Toffali che quella che sembra un'infelice uscita di Papa Francesco sulla frociaggine nei seminari possa essere ciò che pensa in realtà in cuor suo, e se ne evince che chi aveva proclamato Papa Bergoglio protettore e patrono della galassia internazionale LGBT dovrà ora affrettarsi a ricredersi. Passo ai 2 sacerdoti rapiti in Nigeria, ce ne parla Angelica La Rosa, la quale scrive che là il rapimento è ormai diventato un business per le bande criminali che colpiscono soprattutto il ceto medio e gli indifesi preti, in quanto le persone facoltose possono pagare di più, ma è difficile catturarle perché hanno guardie armate e sistemi di allarme. Giampiero Bonfanti ci parla del carattere militare e vigoroso del Santo Rosario, preghiera che nei secoli è stato recitato da guerrieri prima di ogni battaglia, spirituale e non. Oggi, in cui il paganesimo torna potente, è tempo di tornare massicciamente a questa preghiera.
Bonfanti segnala i rosari per gli uomini, che da qualche tempo si recitano nelle piazze di diverse città italiane. Perché i rosari per gli uomini? Per riscoprire appunto il carattere militante di questa preghiera. Farlo pubblicamente poi rende una forte testimonianza, soprattutto se coloro che lo recitano sono una forte compagine vigorosa. L'appuntamento per la recita pubblica del Rosario è per sabato 1 giugno a Roma alle ore 16:30 in piazza Santa Maria Maggiore e anche a Milano alle ore 18 alle colonne di San Lorenzo Maggiore. Prendete nota. Aiuto alla Chiesa che soffre fa sapere che a Gaza vivono 1017 cristiani, le cui case sono state in gran parte distrutte. Chi poteva è fuggito e chi resta vive in condizioni drammatiche, ma come al solito per i cristiani non scende nessuno in piazza. Francesco Bellandi torna sulla grave e ridicola questione degli studenti islamici esentati dallo studio di Dante. Io personalmente esenterei l'insegnante dall'insegnamento senza farla troppo lunga, ma Bellanti, ex insegnante, suggerisce più che punizioni una profonda azione educativa verso i docenti e professori e un costante contatto con le famiglie dei ragazzi di religione diversa da quella cattolica, per chiarire gli aspetti fondamentali della nostra civiltà, che bisogna sapere accettare ai fini di un'inclusione, di una integrazione più veloce e corretta, laddove inclusione e integrazione non significano accettazione passiva, ma conoscenza e rispetto della civiltà in cui si è deciso di vivere. E si dà il caso che Dante e la Divina Commedia siano cardini della letteratura italiana e anche della nostra identità nazionale. Passo ora ad un mio articolo in cui ripropongo la storia di Ermanno lo Storpio, un fraticello nato deforme e rattrappito che, siccome aveva difficoltà a parlare, fu dichiarato pure deficiente. Oggi sarebbe stato abortito senza pensarci due volte, ma essendo nato nell'oscuro e incivile Medioevo, venne affidato alle cure di un monastero. Non si sa per quale psicoterapia religiosa, ma Ermanno imparò la matematica, il greco, il latino, l'arabo, l'astronomia e la musica. Scrisse un intero trattato sugli astrolabi e addirittura con le sue dita deformi riuscì a costruire orologi e strumenti musicali. Ma soprattutto fu lui a comporre il Salve Regina e l'Alma Redemptoris, preghiere che ancora oggi si recitano nella Chiesa universale. Dopo aver letto per intero la storia di Ermanno lo Storpio, pensiamo alla nostra civilissima epoca che ha distrutto milioni e milioni di vite con l'aborto legale ed eliminato chissà quanti scienziati, artisti e letterati. Informazione Cattolica lancia l'allarme Fentanyl, un farmaco che da 10 anni imperversa negli Stati Uniti e che a quanto pare è arrivato anche in Italia. Si tratta di una metanfetamina che anche i giovanissimi riescano a procurarsi e tra l'altro il Washington Post segnala che dall'inizio della pandemia ad oggi il numero degli adolescenti tra i 12 e i 17 anni morti per overdose è sostanzialmente raddoppiato. Adesso un accenno al fatto che a Livorno si vota il 9 giugno per il rinnovo della giunta comunale. E allora, direte voi, giusto. Se non fosse che a Livorno nel 1921 è nato il Partito Comunista e dal dopoguerra si è meritata l'appellativo di Stalingrado d'Italia, essendo governata ininterrottamente dalla sinistra per 80 anni. Ebbene, una lista civica appoggiata da tutto il centrodestra, Lega compresa, cercherà di liberare la città dalla cappa ideologica imposta dai fighetti del PD, compagnucci della Schlein, quella che va a fare i comizi indossando camicette da 2.500 euro. Attilio Negrini scrive alcune cose decisamente controcorrente in merito alla bomba di Piazza della Loggia, esplosa nel 1974 a Brescia, un fatto che dopo 50 anni ancora si commemora con riti ufficiali e bandiere rosse.
Infatti, pochi giorni fa è stato celebrato l'10° anniversario. Tutto il rispetto per le vittime, scrive Negrini, ma sono passati 50 anni e forse è arrivato il momento di chiudere il file. O forse no, dal momento, aggiungo io, che certi episodi, sui quali peraltro si è indagato per 40 anni in cerca di responsabili che non si è riusciti a individuare a pochi anni dall'evento, sono strumentalizzati dalla sinistra per continuare a tenere in rianimazione uno stantio antifascismo. E a noi potrebbe anche stare bene, a patto che la stessa memoria lunga venga riservata anche per il sangue e le morti causate dal terrorismo rosso. Ma, conclude Negrini, sono parole al vento. Chiudo la rassegna con Vincenzo Silvestrelli, che segnala l'attualità di San Benedetto per uscire dal nichilismo contemporaneo che sta distruggendo l'Europa e l'Italia. San Benedetto visse in un periodo di profonda crisi, in una romanità in piena decadenza. Rifugiatosi a Subiaco e poi a Monte Cassino, scrisse la sua regola, composta da appena 73 punti, che divenne però la base di vita per i monaci che trasformarono tutta l'Europa. L'opposto dei documenti dell'Unione Europea, che descrivono in centinaia di pagine le raccomandazioni per le varie transizioni che i tecnocrati di Bruxelles predispongono per imporre le loro visioni. Insomma, alla luce della storia possiamo dire che la regola di Benedetto ha costruito l'Europa, assai più delle burocratiche, lunghissime e talvolta perverse e totalitarie raccomandazioni della Commissione europea. Benedetto non formò né un esercito né un partito, ma cominciò semplicemente a vivere coerentemente, organizzando una comunità di persone che condividevano il suo ideale. Non si oppose a qualcosa o a qualcuno, ma costruì per qualcuno. È quello che oggi dobbiamo fare, anche andando a votare il 9 giugno, per creare una nuova civiltà nel mondo contemporaneo che sta in Occidente suicidandosi. E con questo, anche per questa settimana, caro Semmi, abbiamo chiuso la nostra rassegna. Ma lo so che prosegue. Le notizie che non trovate sugli altri siti e sugli altri canali le trovate sul sito di informazionecattolica.it. Con un grazie naturalmente a Pietro Licciardi e a tutti i tuoi collaboratori. Buon weekend, Pietro. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori, anche da parte di tutta la redazione di Informazione Cattolica. Grazie, a prestissimo. Tra pochissimo, signori, si ritorna insieme, ma prima è uscita una notizia gravissima, non posso non mostrarvela. Europee, è uscito il video shock di Vannacci che evoca la 10ª Mass, signori, cose graditissime a una certa parte politica, ma signori, cosa sta accadendo? Fate una 10ª sul simbolo della Lega? No, davvero ha detto questa cosa? Fammelo sentire, presto. Prossimo 8 e 9 giugno, quando andrete a votare per l'elezione del Parlamento europeo, sull'apposita scheda fate una 10ª sul simbolo della Lega e scrivete Vannacci. E li travolgeremo tutti con una valanga di voti. A presto, per cambiare questa Europa che non ci piace. E adesso come facciamo, ragazzi? Come facciamo? Cose gravissime stanno accadendo. Ha fatto proprio così la X, ma non è l'unico, e non è l'unico candidato della Lega che ha fatto la X così, sembrava quasi antivampiro. Io sono rimasto senza parole e allora mi fermo per 5 minuti.